Intensa giornata di celebrazioni alla casa natale che per l'occasione del 150° anniversario della nascita di Luigi Pirandello si è presentata con nuovi allestimenti e ben 2 mostre. Viaggio tra identità e memoria sui dipinti della famiglia Pirandello a cura della sovrintendente Gabriele Costantino e informazioni sul mio involontario soggiorno sulla terra, un'esposizione documentario iconografica a cura di Armida De Miro, Cristina Iacono e Stefano Miliotto. Un evento sicuramente importante qui alla Casa Natale Pirandello che l'assessorato beni culturali sta un po' organizzando attraverso anche i suoi uffici periferici. Sì, questa è una grande occasione per l'assessorato perché c'è la possibilità di utilizzare finalmente le risorse che abbiamo voluto che ritornassero all'assessorato dei beni culturali, la grande collaborazione tra le strutture periferiche, quindi la Casa Natale di Pirandello, il Polo Museale, la Soprintendenza, che rendono possibile un evento così importante. Le celebrazioni cominciano oggi ma termineranno e avranno il culmine nella visita del Presidente della Repubblica, dove saranno presenti tutte le massime autorità dello Stato. Siamo felici che questo evento possa portare ancora lustro e dia la possibilità di far diventare ancora una volta Agrigento centro della nostra Italia. Un'interessante iniziativa quella di oggi che culminerà con la visita del Presidente della Repubblica in un momento in cui si festeggiano proprio i 150 anni della nascita di Pirandello. Sì. Oggi 150 anni, il giorno 6 arriva il Presidente Mattarella, noi siamo qua ad accoglierlo con 2 mostre di grande interesse, la mostra documentaria di Sopra che è stata curata dalla dottoressa De Miro e la mostra questa dei dipinti della famiglia Pirandello che ho curato assieme al dottore Bongiovanni e alla dottoressa Ferlisi. Si tratta appunto di una peculiarità culturale della famiglia Pirandello che attraverso appunto i siti, i luoghi descritti nei quadri appunto è anche un itinerario vuole essere anche un itinerario della vita, una biografia della vita appunto di Luigi. Abbiamo 14 dipinti di Rosolina, questa donna che appunto alla fine dell'Ottocento dipinge e ha un interesse per la pittura di paesaggio che non ha riscontri nel territorio, quindi è una donna che non può andare fuori a studiare perché il padre non vuole, quindi un'autodidatta anche se si conosce di lei uno studio presso un professore forse di disegno, Gaetano Castrogiovanni, pittore agrigentino. E quindi dipinge i luoghi familiari, i luoghi del caos, la ferrovia sotto il caos, la spiaggia, anche incitata da Luigi che da fuori le scrive: ti prego Lina, in alcune lettere, fammi ritratti sul tavola un pezzettino di caos affinché io che sono fuori possa vederlo e ricordare. Bruno Crucitti, lei è oggi qui ad Agrigento per le sue novelle, ecco una sintesi di questa sua esperienza. Sì, allora niente, volevo onorare questo 150° anniversario della nascita di Luigi Pirandello e mi è venuta questa idea che ho proposto alla dottoressa De Miro, che poi è stata abbracciata da tutto il gruppo, lo staff, che era quello di fare una cosa eccezionale per questo evento e per quest'uomo eccezionale. L'ho chiamato Novelle per un giorno, nel senso che per tutto il giorno ho letto le sue novelle, è un testo che ho scritto appositamente perché ho voluto ripercorrere tutto il processo creativo della vita artistica di Pirandello attraverso le sue novelle e raccordandole. Lui ne ha scritte 247, di qualcuno 251 in base alle varie edizioni, e quindi ne ho scelte un numero sufficiente per coprire queste 8 ore che ho deciso di dedicare a lui e per seguire un filo logico che spiegasse insomma la grandezza di quest'uomo che merita molto più dell'attenzione che gli è stata data e di questa terra che merita molto più dell'attenzione che normalmente ha. Al termine dell'inaugurazione della mostra, il sindaco Firetto ha reso omaggio al premio Nobel della letteratura, al tramonto dopo aver percorso il viottolo che dalla casa natale conduce al Pino, dove sono state collocate le ceneri dello scrittore insieme all'attrice Isabella Ferrari, al direttore artistico Sebastiano Lo Monaco e alle responsabili della casa museo e del polo museale, sono stati declamati quei pochi celebri passi, mentre il sindaco Firetto ha posato l'omaggio floreale della città di Agrigento sulla nuda roccia tra l'emozione e la suggestione dei presenti, consapevoli di trovarsi in un luogo magico. Una notte di giugno io caddi come una lucciola sotto un gran pino solitario in una campagna d'olivi saraceni affacciata agli orli d'un altopiano d'argille azzurre sul mare africano. Si sa le lucciole come sono, la notte, il suo nero pare lo faccia per esse che volando non si sa dove, ora qua, ora là, vi aprono un momento quel languido sprazzo verde.
Per uno spavento che si era preso a causa di una grande moria, mia madre mi metteva al mondo prima del tempo previsto, in quella campagna solitaria, là dove si era rifugiata. Io penso che sarà cosa certa per altri che dovevo nascere là e non altrove e che non potevo nascere dopo né prima.